con la collaborazione di Maneggio la Cinta San Teodoro, Olio San Giuliano Alghero, Uniposte Ozieri di Letizia De Monte, la maglia ufficiale di SpoonRiver.biz. Questo quindi il terzetto con il rientro vincente per Antonello Fadda, che su Lady Gavoy timbra la prima dall'ippodromo Don Meloni di Chirifani. Emozionato perché dai, lei certo. Carlo Marchi era da tempo che non vedevamo applausi così, ci hai fatto commuovere tutti. In bocca al lupo, bravo. Mi ha aiutato tanto la cavalla. Rientro vincente per Antonello Fadda, a 100 giorni esatti dall'infortunio che l'ha costretto ad un periodo di inattività. Il jockey sassarese ha bruciato le tappe, mettendosi in sella, e lo ha fatto da vincitore. Fadda è stato accompagnato in questo rientro dal trainer Antonio Cottu, rinnovando in Antonello una fiducia ormai consolidata da anni, dove spicca più di tutto il rapporto umano tra il fantino e l'allenatore. Entrambi subito al bersaglio nella prima corsa, con la fenomenale Lady Gavoy, che fa valere la sua carta viaggiando a ridosso della battistrada Bella dell'Alghere, fino ai 300 finali. Poi Fadda sale in cattedra, spostando a centropista per staccare vittorioso. Alla fine l'avversario più insidioso è il risultato Baroc dell'Alghere, apparso in netto progresso. Per il terzo una disordinata Vivinco Laesa, che ha trovato solo nel finale l'azione giusta. In quota per il quarto Lady Gavoy ha dimostrato di essere la cavalla dell'anno fino ad oggi. grande, bellissima corsa. Non ci sono parole. Tra l'altro avete dato fiducia a Lello Fadda, quindi una soddisfazione. Sempre fiducia a Lello Fadda. Giustamente. Carlo, ricevi i complimenti ora, però la stagione non è ancora finita, c'è il criterio. Aspettiamo il criterium, con calma sempre, decide il trainer, non noi. Però vi collocate bene, dai. Speriamo di sì. Tu cosa dici tu? Perfetto, meglio di così non possiamo chiedere altro. Infatti, la stagione esemplare, solo un secondo, poi tutto il resto vittorie, questa è la più importante. Io penso che una stagione così, ma ci speravate. No, assolutamente no. Quindi complimenti. Complimenti a Lello Fadda. Lello, prima eri emozionato per dire due parole per la vittoria dal punto di vista tecnico, la cavalla. Ma la cavalla è troppo brava, è tutto merito suo, l'ho assecondata e basta, ho iniziato un po' prima perché la conosco, ha bisogno di strada per mettere su le gambe, però è tutto merito suo, no? La ringrazio. Molto interessante, continueremo a goderci questi. È vinto bene, tra l'altro, è staccato bene, comunque la compagnia ne aveva anche in fondo ancora un po' e come avevo detto al debutto fa benissimo all'inizio. Bene Lello, io ti faccio i complimenti, la giornata non è finita, speriamo di incontrarci ancora alle prossime cose. Il pomeriggio stellare del team Cottu si è protratto con la straordinaria vittoria della 3 anni America Sprint. La purosangue nata e allevata in Sardegna porta a colori della scuderia della signora Daniela Tedde e compie una vera e propria impresa, con in sella la monta eccezionale di Gavino Sanna. La corsa ha visto protagonisti i cavalli più giovani, che le hanno suonate ai più esperti di Pinto e Art of Stone, Pincode e Angeliu. In retta finale si dispone un ampio ventaglio, con la grintosa Crasso dell'Algher che prova a filare via, ma viene ripresa all'ultimo furlong dal proiettile America Sprint. Davvero impressionante lo spunto della figlia di Dr. Davius e Blue Artena, che relega al secondo posto Crasso dell'Algher. Quest'ultima precedeva la più accreditata compagna di box Bunora dell'Algher. Quarto posto per Art of Stone. No, nel senso come quanti? No, è una cavalla che tanto è inutile dire, sta dimostrando, sta migliorando corsa per corsa. È una trenna che va forte. Gira, fai un giro qua, È una trenna che va forte. Parliamo della tattica di coach. Ma sì, l'abbiamo studiato di stare lì sui primi coperti e aspettare addirittura di provare a fare il cambio di marcia, l'ha fatta. Mica, hai vinto bene. Sì. Hai vinto bene, questa è una gran cavalla. Avevi ragione tu a Sassa. Sì. Complimenti Gabriele. Il binomio Fadda-Cottu si ripete nella prova riservata ai fondi inglesi di 3 anni, con la vittoria numero 3 in carriera di Arrayu.
La corsa ha visto una pimpante Aquila d'Aigenta prendere decisa l'iniziativa, impostando frazioni tutt'altro che trascendentali. Fadda capisce che la battistrada fa sul serio e nella piegata finale inizia ad avvicinarla, mentre da dietro risalgono forte Arreste Tuleggio e Abracadabra. Addirittura finale si accende la sfida, con Aquila d'Aigenta arroccata allo steccato, ma viene attaccata dal Raio, quest'ultimo sostenuto dal suo interprete che trova gli argomenti giusti per varcare per primo il traguardo. Al secondo posto Abracadabra, ma viene retrocessa al terzo dai commissari a favore del positivo Arreste Tuleggio, quest'ultimo bene nell'ultimo periodo. Al quarto è scivolata Aquila d'Aigenta. Bello, suona la sirena, non penso sia per te. Penso. La cosa c'è già al Raio. È la prima volta che lo monto e bello da montare, un po' macchinoso che si fa montare quando entra in azione, però è un bel motore. Senti, questa è la terza vittoria che fa, sicuramente si proietta verso il Gran Premio. Beh, sicuramente uno dei protagonisti sarà probabilmente il protagonista. E tu invece? E io sarò sicuramente il protagonista. Mi hai dimostrato oggi un bel rientro. Bellissimo, era un sogno. Te l'aspettavi così? Ci speravo, ma mi davano per spacciato, ma ancora sono qui. Invece hai zittito tutti con questa doppietta. Speriamo bene. Dai, complimenti Lello. Signor Loggias, terza vittoria, questa è la più importante. Credo sia una delle prime importanti. A Raio sta venendo su bene, l'ha dimostrato nel suo percorso. È un figlio di Instant Wave, uno dei pochi che è rimasto qua in Sardegna. E voi ci avete creduto su questo pallone? Sì, noi quando ce l'hanno consigliato ci abbiamo subito creduto. E vi sta ripagando così? Sembra di sì. A Raio ora come lo vedete? Gran premio, sicuramente il prossimo obiettivo. Adesso ce le giochiamo. Le faccio una domanda a retro. Il derby italiano è rammarico oppure avete scelto voi di andare? A volte, chi lo sa. Sono cose studiate a tavolino per la preparazione. Anche perché lui aveva vinto bene a Sassari, oggi si è ripetuto, quindi. Lui è un po' un cavallo più di... A Sassari nell'ultima infantile era senza frutta, se no. Lo so, però è sempre 1500 e lui ha bisogno un po' più Di distanza. una brutta partenza. Complimenti comunque per Grazie. questo cavallo che è allevato da voi stessi, quindi niente, quindi così pensavo fare. No, Complimenti. grazie. Riparto. Allora, inviato speciale spoonriver.biz, io con un'istituzione dell'Ipica Sarda, Lello Fadda, che è rientrato oggi alla stragrande vincendo già 2 corse di quelle che ha disputato con non posso fare segni perché vengo censurato, ha dimostrato di avere gli attributi che servono per fare questo mestiere. Com'è Lello? Come ti senti? Intervistato da uno come Dario è solo un onore. È andata bene, meglio delle previsioni e mi sento bene, sto riprendendo e Buono. speriamo che continui così. E l'importante è questo, l'importante è che si sente bene e che tutti gli appassionati, soprattutto l'Ippica in Sardegna, si aspettavano di ritrovare un Lello C'ho la testa più dura del campo. più della mia anche. Sì. Più dura del casco e più della mia. Lello, Quindi, tutti ti hanno applaudito oggi, però dietro questi applausi c'è una grande fatica per rimontare in sé. Ho faticato e... Guardate che vi ho portato. Cavolo, c'è un altro intervistatore. Guardate che vi ho portato. a tutti. Andrea, vuoi unirti ai complimenti a Lello per questa A Lello doppietta? e per il rientro. Bravo, l'ho visto. No, le prime corse, le Il prime. rientro tempestivo dopo la Lello, l'incidente. meglio di così non poteva andare. No, è ancora Meglio dovrà accendere qualche altra, però un'altra. Ma ce n'è un'altra, aspettiamo dopo. che infatti. facciamo il triplo. Per le 1500 quanto ne mancano? Hai giornate? Poche, non ho contato, ma ne mancano poche. Ok, a te 3 invece, dai. A me ne mancano 3. alle 7000. A me me ne mancano 60 alle 1000 vittorie in Inghilterra. Ok, quindi siete tutti ben messi. C'ha più soldi A me, Andrea. a me me ne mancano 10 perché sono disidratato. Tore, sei in mezzo a questi minghellini, tu dove ti collochi? Più 4. In alto. Un'altra giornata da incorniciare per l'allenatore olulaese Antonio Cuttu, mentre sono 2 vittorie importanti per il morale e la fiducia del fantino Antonello Fadda, che si mette così alle spalle un periodo difficile, forse il più difficile della sua carriera, rientrando ufficialmente nel giro delle corse. Bentornato Lello.
Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog spunriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.